Prima il Veneto scende in piazza con i suoi gazebo per la raccolta firme per il referendum per la parziale abrogazione della legge Merlin sulla prostituzione. Buona l'affluenza al mercato a Marghera. Domenica i banchetti saranno allestiti in centro storico a Venezia e in provincia, come per esempio a Favaro Veneto e Campagna Lupia. Ottimismo sul raggiungimento in tempi brevi della quota di 500.000 firme in tutta Italia. La gente risponde bene, la gente vuole che la prostituzione venga eliminata dalla strada e quindi venga controllata in luoghi ben precisi e regolamentata. Ai gazebo l'associazione diffonde il suo decalogo per risollevare il Veneto. Ai primi posti indipendenza, lavoro e sviluppo, turismo e sicurezza, fiscalità più equilibrata. Un programma politico che sembra avere preso il posto di quello della Lega Nord, dalla quale, non senza rancore, provengono molti appartenenti alla nuova associazione autonomista, a suo tempo allontanati dal Carroccio. Ma la Lega Venezia è zero, perché la Lega Nord purtroppo si sta dissolvendo, i militanti non ci sono più, in Veneto sono passati da 35.000 a 5.000, le sezioni vengono chiuse, anche qui a Mestre la sezione è stata chiusa, sul territorio non ci sono perché non ho visto un gazebo da 6-7 mesi a questa parte.